Eder, Mek, Pallister. Nel corso di questa settimana, per la quarta volta, sono tornato a Trieste. È stato un viaggio sicuramente diverso dai precedenti, con molte sorprese e molte scoperte. È stato in fondo una sorta di Midnight in Trieste, perché in molti aspetti si è entrati letteralmente nella storia senza presentazioni, come se la storia fosse dispalancata davanti a noi ed entrare fosse semplice come entrare in un film. La mattina ci siamo alzati, lei si è alzata prima perché ha fatto il bucato, alle 6 di mattina mette sempre sulla lavatrice per risparmiare un po' sull'energia elettrica e poi ha messo a asciugare. Sì. Dopodiché mi ha chiamato che era pronta la colazione, mi sono alzato e praticamente abbiamo fatto colazione. Sì. Dopodiché ho detto che avevo intenzione di andare giù in città, volevo provare una GoPro. Sono andato in città, ho tirato fuori la bici dalla macchina, ho fatto un po' di costiera, sono andato su tutto questo altopiano carsico, è fantastico. Sì. E poi sono tornato giù in bicicletta qua in casa, perché qua sopra da noi, giù c'è la città e qua sopra c'è l'altopiano carsico. Sono venuto qua, io mangio qualcosa, vado giù in città, che avevo parcheggiato la macchina vicino Barcola, e praticamente metto la bici dentro e vengo a casa. Quelli che come me sono dietro questo caso da dicembre 2021 ricorderanno benissimo queste parole di Sebastiano pronunciate durante la sua prima intervista a Chi l'ha visto. Non era ancora nemmeno il 2022 quando Sebastiano racconta di aver posteggiato il 14 dicembre la sua auto a Barcola. E allora potremmo anche dire che non apprezzo vederlo qui impegnato nella stessa routine che ipoteticamente potrebbe aver compiuto il giorno della scomparsa di Liliana. Per chi segue il caso penso sia superfluo ricordare che qui siamo proprio a Barcola. No, io sono stamattina. Qua avevo grossi problemi. Però ha detto che non Abbiamo rischiato grosso. L'ultima volta che ero stato a Trieste avevo promesso che sarei tornato proprio per fare vedere il tragitto famoso del Fantastica Questo Sentiero, soprattutto nella prima parte sterrata, quella in cui Sebastiano si ferma. E allora sono tornato a Trieste e non potevo dimenticare di fare proprio questa cosa. Ciò che non potevo sapere è che percorrendo questo sentiero si sarebbe trovato un qualcosa che si era sempre cercato, ma che non si era mai cercato qui. Fantastica questo sentiero, a parte questi piccoli problemi, si passa da Conconello, si viene giù e si arriva qua sotto Padriciano, si passa sotto il ponte della strada, poi si costeggia tutto quell'altro monte e si arriva praticamente a Basovizza. Andiamo avanti. Il passaggio in questione, quello che negli atti viene ricondotto al video GH04670, è uno di quei frammenti che sulla carta dovrebbero essere banali e che invece, dentro la vicenda Resinovic, finiscono inevitabilmente sotto una lente di ingrandimento. Anche perché qui non si parla di un ricordo a voce o di una ricostruzione a posteriori.
Si parla di una registrazione con orari, durata e percorso indicati in modo puntuale. La scheda descrittiva è molto chiara. Il video risulta iniziato alle ore 13:21 e 3 secondi del 14 dicembre 2021 con durata di 6 minuti e 43 secondi, quindi con conclusione calcolabile alle ore 13:27 e 46. Il tracciato ripreso viene indicato come il sentiero dalla zona di Conconello in direzione della cava della Faccanoni e del parco Globoiner di Padriciano. In sostanza, un tratto di Carso triestino, che per chi conosce la zona è un corridoio naturale di passaggi, con sterrato, foglie, pietrisco e quella tipica estetica da se inciampi qui, ti perdona solo la gravità. Ed è proprio su questo sfondo che arriva la scena diventata famosa. Secondo la descrizione, al minuto 5:57 si vede Visintin scendere dalla bicicletta e parlare rivolto alla telecamera. Già questo, in un video che dovrebbe essere un semplice percorso, è una scelta narrativa, non è solo ripresa ambientale, è intervento diretto, è commento. E adesso vi dico io come stanno le cose. Poi c'è l'abbigliamento, che viene riportato con una precisione quasi da verbale di riconoscimento. Giacca a quadri bianca e nera, sotto una maglia gialla fluo, pantaloni jeans, scarpe ginniniche marroni, occhiali da sole neri, cappello tipo coppola grigio scuro e guanti arancioni. Ora, che un uomo si vesta come preferisce è un fatto neutro, ma qui la neutralità dura poco, perché l'insieme è talmente caratterizzante da sembrare studiato per essere ricordato. La coppola e gli occhiali scuri danno l'aria di chi sta facendo un sopralluogo e non un giro in bici. I guanti arancioni sembrano quelli da lavoro, quelli che metti quando devi maneggiare qualcosa che graffia, taglia o scotta. E poi c'è quel giallo fluo che spunta sotto la giacca, la nota ad alta visibilità, perfetta se l'obiettivo è essere notati anche dalle marmotte a 2 colline di distanza. In questo scenario arriva la frase che ha fatto discutere: l'apprezzamento sul sentiero, il celebre tono da fantastico questo sentiero. Ed è qui che la vicenda fa scattare il cortocircuito, perché il sentiero ripreso, almeno in questo frammento video, appare per quello che è: sterrato irregolare, foglie secche, sassi, bordi erbosi, alberi spoglio quasi, luce invernale. Un percorso reale, non una passerella. Non è la pista ciclabile con i cartelli motivazionali, è un tratto dove piccoli problemi può voler dire tutto, dalla ruota che slitta alla scarpa che prende male. Eppure l'intonazione è quella della recensione, della promozione turistica, del consiglio da fine settimana. Fantastico. Come se stesse descrivendo un camminamento panoramico appena inaugurato, non una lingua di terra dove basta distrarsi mezzo secondo per ricordarsi che il Carso non fa sconti. Ed è proprio questo che, al di là di qualunque interpretazione, resta impresso: l'effetto di straniamento. In una data che nella percezione collettiva è diventata una data chiave, un commento del genere suona fuori registro. Non perché sia proibito dire che un posto è bello, ma perché la frase messa lì sembra ignorare il contesto che quella giornata si porta addosso. È come se, in un film drammatico, qualcuno si mettesse a fare la guida escursionistica con la voce impostata da documentario. Qui abbiamo un tratto meraviglioso, consigliato con criticità minime. Peccato che intorno non ci sia un documentario. C'è un caso che da anni non permette più a nessun dettaglio di restare leggero. Il video inoltre offre anche un'altra sensazione netta, quella di una micro messa in scena. Si scende dalla bici, ci si posiziona, si parla guardando la camera, si gesticola. In alcuni frame si vede Visintin inquadrato frontalmente sul sentiero con postura ferma e guanti ben visibili, come se la parte importante non fosse più il paesaggio, ma la presenza. E quando una presenza viene messa al centro, tutto il resto smette di essere semplice contorno. In definitiva, questo passaggio del camping dell'Obelisco verso Conconello, cava della Faccanoni e parco Globoiner non è diventato rilevante per la botanica o per la bellezza del tracciato. È diventato rilevante perché condensa in pochi minuti l'essenza dell'assurdo che circonda questa storia. Un filmato che dovrebbe documentare una normalità e che invece, per tempistiche, per tono, per scelte comunicative e per quell'uscita da dépliant fantastico questo sentiero, finisce per sembrare una scena che chiede di essere riletta. E quando una scena chiede di essere riletta, in un caso come questo non la si lascia più andare. Fantastico questo sentiero, a parte questi piccoli problemi,
A parte questi piccoli problemi che consistono in un albero caduto sul sentiero e su alcuni punti sconnessi che praticamente per passarci ci vuole su un carro armato, Sebastiano riesce a proseguire e noi facciamo questo tragitto nella parte specifica sterrata della durata di 1,2 km. Claudio Sterpin, ma non solo lui, ha spesso parlato di tracce di polline sul corpo di Liliana e così poi si è finiti per parlare di Dario Visintin, un apicoltore amico o forse addirittura parente di Sebastiano, che è coinvolto anche col discorso dell'incidente avvenuto a Piergiorgio a Doberdò. Personalmente le prime ricerche in questa ottica le ho fatte già nei primi 6 mesi del 2022 insieme a un gruppo di persone che con me collaboravano, dette, se vi ricordate, Heather's Angel, ma ancora oggi non si è smesso di cercare un posto dove il corpo di Liliana potrebbe essere stato contaminato da questo polline. C'è una cosa che in questa vicenda torna come un riflesso condizionato. Basta che qualcuno dica tracce gialle e nel giro di 2 frasi il discorso finisce su polline, api, miele, arnie, bosco, sentieri, spostamenti. Fantastica questo sentiero, a parte questi piccoli problemi. Sembra una deriva da talk show e invece è una delle poche scorciatoie che hanno un senso concreto. Perché il polline, a differenza di tante parole che volano, si deposita, si attacca, resta. Viaggia senza chiedere permesso e soprattutto racconta una storia anche quando chi quella storia la vive non dice una parola. Ecco perché il tema non è affatto folcloristico, non è l'argomento delle api buono per riempire 5 minuti in TV. È una chiave ambientale. Se davvero in un contesto esiste una componente gialla compatibile con residui vegetali, allora la domanda immediata diventa una sola. Non chi, ma dove? Dove può essersi caricato addosso quel giallo? Dove può essersi depositato? Quali luoghi lo producono in modo naturale, continuo, riconoscibile? Qui entra in scena il territorio, il Carso, i suoi bordi, le sue strade secondarie, i tratti dove la natura non è cartolina ma lavoro. Perché c'è un Carso da passeggiata e un Carso da attività. E quando si parla di api si parla di attività. Si parla di posti che non sono semplici punti panoramici, ma luoghi con una funzione, arnie, aree di lavoro, strutture, transiti ricorrenti. Posti che spesso sono lì, silenziosi, e chi non sa cosa cercare ci passa davanti senza accorgersene. Ed è qui che il caso Resinovic diventa improvvisamente ancora più strano. Perché nella vicenda si è discusso di tracce gialle, di residui vegetali, di possibilità compatibili con il polline. E quando una parola del genere entra in una storia, cambia la mappa mentale di chi la segue. Da quel momento non guardi più solo orari e dichiarazioni. Guardi superfici, guardi tessuti, guardi pieghe, guardi punti di contatto e soprattutto guardi i percorsi, perché il polline non è un oggetto che scegli, è qualcosa che incontri. E se lo incontri in posti precisi, dove ci sono fioriture, dove le api lavorano, dove l'ambiente è saturo di particelle, dove basta poco, un passaggio, una sosta, una deviazione e ti porti dietro un segno che non sembra un segno finché qualcuno non inizia a farci caso. Il punto, quindi, non è soltanto stabilire se esista o no un residuo giallo. Il punto è che, se quel residuo ha davvero una natura coerente con il mondo vegetale, allora il caso non si gioca solo nei tribunali e nei talk show. Si gioca anche sul campo, sui tracciati reali, su quelle zone in cui il bosco non è verde ma è pieno di microtracce che si infilano ovunque, scarpe, pantaloni, guanti, sacchi, superfici. E quando un elemento del genere entra nella storia, la domanda diventa inevitabile. Quante persone, quanti percorsi, quante soste hanno senso se riletti con l'occhio di chi sa che lì il polline è ovunque? E qui arriva la parte che rende questa pista più inquietante di quanto sembri. Perché i sentieri non mai solo sentieri, sono connessioni, sono scorciatoie, sono vie laterali. E in certe storie le vie laterali diventano più importanti delle strade principali. Nel giorno in cui tutto esplode mediaticamente, si parla di spostamenti, di video, di percorsi ripresi da una GoPro, di tratti battuti e tratti meno battuti. Si parla di soste, di deviazioni, di scelte apparentemente banali. E ogni scelta banale, in questo caso ha un difetto, non resta mai banale. In più le api hanno un'altra particolarità. Non stanno solo in un punto, disegnano un raggio, un perimetro di lavoro, un'area viva. Se c'è un posto dedicato alle api, attorno c'è un micromondo fatto di fioriture, di passaggi, di routine. E in quel micromondo le tracce gialle non sono un'eccezione, sono la normalità. È un ambiente che produce e distribuisce come un timbro invisibile.
E quando un timbro invisibile entra in una storia di cronaca, diventa una possibilità narrativa e investigativa enorme, perché permette di trasformare la genericità del giallo in una domanda precisa sul terreno. E allora si capisce perché questa pista, se impostata bene, può cambiare il modo in cui si guarda tutto il resto. Non serve dire subito dove, non serve annunciare subito la scoperta, serve preparare l'idea che in una vicenda in cui il dettaglio giallo è stato evocato più volte, il territorio può offrire risposte o quantomeno nuove domande. Domande che non nascono da un dibattito televisivo, ma da una constatazione fisica. Ci sono luoghi dove quel giallo è normale, costante, inevitabile. E a quel punto la suspense diventa naturale. Perché se esiste un luogo del genere lungo un percorso che è stato ripreso, raccontato, discusso, e se quel luogo è realmente dedito alle api, allora non stiamo parlando più di un concetto astratto. Stiamo parlando di una scena reale, collocabile, verificabile, osservabile. E quando una scena reale entra in una storia che da anni si alimenta di ipotesi, la storia cambia temperatura. Diventa più concreta, più scomoda, più difficile da liquidare con una frase. Quello che conta adesso è tenere il lettore in bilico su una promessa. Esiste un punto in cui il caso smette di essere solo carte e dichiarazioni e torna a essere geografia, terreno, tracce. Un punto che obbliga a guardare il giallo non come metafora, ma come possibile segnale ambientale. Un punto che, se davvero è lì dove sembra, potrebbe dare a questa pista una direzione finalmente riconoscibile. Ecco perché bisogna parlare di api, di polline e di territorio prima ancora di dire dove si guarda. Perché quando si arriverà a quel punto non dovrà sembrare una trovata. Dovrà sembrare la conseguenza logica di una domanda che era davanti agli occhi da tempo, ma che nessuno aveva ancora portato fino in fondo. No vado de qua, no resto de là. Se troppo freddo, se troppo calore, no bevo fin, ma l'acqua me fa. E dopo me l'agno che coma de cor. E passi al contrario de se stes. Se passi al contrario de se stes. Non faccio così, non faccio così. Se tutti matti, ma mi non son san. Se dico sì, sì e no in realtà. E invece di andare, mi torno nel piano. Fantastica questo sentiero, a parte questi piccoli problemi. E il fantastica sentiero di Sebastiano improvvisamente ci riserva una sorpresa inaspettata. Circa 200 metri prima che lo sterrato finisca c'è questa sorpresa, c'è un incrocio, si gira a sinistra e guardate che cosa abbiamo trovato.
Ebbene, possiamo quindi dire che a pochissimi metri dal punto in cui transita Sebastiano la mattina del 14 dicembre c'è una zona abitata e da molti anni, almeno dal 2015, dalle api. Già molti di quelli che seguono il caso sanno che in questi giorni io e Rossella Cirillo abbiamo condotto alcuni esperimenti e anche nello specifico lascerò a lei la possibilità di sviscerare l'importanza di questa scoperta. E lì dietro quel muretto passa Sebastiano la mattina del 14 dicembre. E adesso completiamo il più fantastica sentiero del Carso, arrivando in fondo. Mancano a occhio circa 4 minuti e mezzo per arrivare in fondo, dopodiché la stradina interseca la discesa di Via della Bella Vista e lì Sebastiano poi si mette in un'altra fase delle sue riprese. Il sentiero che dalla zona di Conconello scende verso la cava della Faccanoni e il parco Globojner di Padriciano è uno di quei luoghi che non hanno bisogno di effetti speciali per colpire. Qui la bellezza è tutta nella semplicità ruvida del Carso. Il terreno chiaro, coperto di foglie secche e sassi, disegna una linea naturale che si infila nel bosco senza forzarlo, seguendo curve antiche modellate dal tempo più che dall'uomo. Intorno, gli alberi si aprono e si richiudono come quinte di un teatro naturale. In alcuni punti lasciano filtrare la luce che cade obliqua e accende i colori dell'autunno,
tra gialli spenti, marroni caldi e il grigio della terra. Non è un bosco ordinato, ed è proprio questo il suo fascino. Ogni passo restituisce la sensazione di un ambiente vivo, autentico, mai addomesticato fino in fondo. Il sentiero non è largo, non è artificiale, non accompagna chi lo percorre con corrimani o staccionate. Chiede attenzione, invita a rallentare, a guardare dove si mettono i piedi. E mentre lo si attraversa, il rumore della città sparisce del tutto, sostituito solo dal fruscio delle foglie e dal silenzio tipico delle zone carsiche. Un silenzio pieno, mai vuoto. È uno di quei posti in cui ci si ferma senza accorgersene, non perché ci sia qualcosa di clamoroso da fotografare, ma perché l'insieme funziona. Il paesaggio, il tracciato, la luce. Un luogo che non si impone, ma resta addosso, e che anche solo per pochi minuti riesce a dare l'illusione di essere lontani da tutto il resto. temperature's warm, the fire is hot, the violence is going on, but it just won't stop. The man in the dark will bring another attack.
told you that you're not supposed to talk to strangers. Look in the mirror, tell me, do you like what you see, what you've done to me? The man in the dark is just some comical sleaze. Is he really the beast? He's always staring at me. Temperature's warm, the fire is hot, the violence is going on, but it just won't stop. The man in the dark will bring another attack. Your mama told you that you're not supposed to talk to strangers. Look in the mirror, tell me, do you like what you see, what you've done to me? The man in the dark is just some comical sleaze. Is he really the beast? He's always staring at me. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.